Acchiappa l'idea! È tempo di vedere come fare un terrazzino. Bene, amici ed amiche, bentornati su questo video di Acchiappa l'idea. Siamo a metà della realizzazione del presepe in stile napoletano che ho qui di fianco a me. Eccolo qui, è un po' ingombrante. Nei video, se siete in pari con le visualizzazioni, avete visto fino alla colorazione. La parte con il sughero e il muschio e le luci, che al momento sono spente ma si possono accendere. Ecco qui. Questa parte qui la vedrete domenica prossima. Oggi intanto vi volevo fare un piccolo extra nel quale spiego come realizzare il terrazzino che andrà poi qui e qui. Quindi ho fatto delle prove e ho realizzato quest'altro oggetto. Ho fatto una specie di terrazzino a parte, diciamo, dove la cosa più interessante di tutte è questa ringhiera qui. Ma già che ci sono vi faccio vedere come realizzare anche questo particolare qui della porta che a me è piaciuto molto e volevo provare a farlo. Allora, per fare questo avevo visto tempo fa su internet, cercando un po' in giro idee creative, che qualcuno aveva utilizzato questi qui, che sono dei semplici gancetti per le palline di Natale. Sono di plastichina, si comprano tipo €1, ce n'è una scatola piena. Comunque io questi me li sono presi da tipo tutto €1, un cinese, mentre facevo il Cammino di Santiago, che mi era tornata in mente questa cosa che avevo visto e quindi ce li ho in casa da un anno in attesa di essere usati. E saranno la base per fare qui la nostra ringhiera. Ringhiera che coloreremo color ruggine, perché secondo me ci sta bene, sembra tipo un ferro battuto. Ci sono tanti modi per colorare color ruggine, io ho cercato di semplificare un po' le cose utilizzando soltanto del gesso e dell'acrilico, senza usare polveri strane o altre cose. E niente, sono abbastanza soddisfatto del risultato. Appunto, già che ci sono vi presento tutto il progetto. Questo qui può essere utilizzata per statuine da 6-8 cm, questo è tipo 7, e vedete che è proporzionata sia qua sotto che qua sopra. Scheda progetto: grado di difficoltà 2 su 5, tempo necessario 1 su 5, costo del progetto 1 su 5. Vi ricordo semplicemente che se non siete ancora iscritti vi potete iscrivere al canale e attivare la campanella, così vi arrivano le notifiche, e se vi interessa c'è lo shop sul mio sito che è www.acchiappalidea.com. Detto ciò, noi ci vediamo alla fine del video con qualche considerazione e qualche altra anticipazione qua sul presepe napoletano. Però prima di iniziare volevo salutare velocissimamente Matteo e Valerio, che hanno realizzato il banchetto dei formaggi di cui mi hanno mandato la foto. E già che ci sono vi volevo suggerire di taggarmi con i miei profili social, che sono Acchiappa l'idea sia su Facebook che su Instagram, quando pubblicate delle foto di vostre creazioni ispirate ai miei video. Ma basta chiacchiere, iniziamo a fare il nostro progettino. Come al solito non preoccupatevi delle misure, perché le trovate tutte nel PDF che trovate insieme agli altri sul sito www.acchiappalidea.com, sezione progetti. Questo si chiamerà terrazzino con ringhiera, direi. E vedete che l'ho disegnato e poi con un cutter molto affilato lo vado a tagliare. Dove ci sono i trattini è un taglio sottile, quindi giusto per fare la piega, dove invece la linea è grossa ho tagliato di più. Poi con i bastoncini che avete trovato andiamo a creare le parti che saranno poi di legno. Quindi incollo con la colla a caldo, creo questi pezzettini che sono leggermente dei trapezi in modo che si incastrino l'uno con l'altro, e cerchiamo di fare una cosa precisa, perché qui è bello che siano proprio a filo l'uno con l'altro i pezzettini, e l'incollo vedete così. Poi vado con il cutter a togliere il pezzo di cartone lì al centro in modo da creare il vuoto, così. Poi con degli altri stecchini vado a creare quella che è la ruota, diciamo i raggi della ruota che creano appunto questa particolare finestra, e li fisso con un puntino molto piccolo di colla a caldo. Devono essere abbastanza precisi questi. Poi con altri pezzi sempre degli stecchini del gelato vado a realizzare qua quello che vedete, lo stipite della porta,
mettendone 2 a sinistra e 2 a destra. Per incollare la colla a caldo è sempre top. Una volta che ho fatto, vado con questo mini trimmer, ma se non ce l'avete va bene anche la punta di un chiodo, a fare delle righe che sembrino appunto le venature del legno. Poi questo è impregnante, un pochino diluito da legno, per inscurirlo. Se non ce l'avete va bene anche dell'acrilico marrone, sempre diluito, in modo che si vada a infilare nelle venature, nelle fessure prevalentemente, ma che dia comunque un aspetto così. Ora vado a montare la struttura utilizzando la colla a caldo e appunto si dovrebbe assemblare in questa maniera molto semplice. Adesso metto in maniera temporanea un paio di stecchini in modo che ci aiuti poi a posizionare quelle che sono i fermaglini in una maniera regolare. Quei 2 pezzi lì poi dopo li andremo a togliere, ma ci serve giusto per avere un fermo e per metterli tutti inclinati nella stessa maniera. Vedete che metto giusto una puntina di colla a caldo ogni volta che ne posiziono uno in più. Poi li taglio in modo da fare le 2 parti mancanti. Adesso vado a creare la pasta con lo stucco, però potremo usare anche il gesso, un po' di Vinavil e del colore nero. Questo è acrilico grigio molto scuro in realtà, però potete usare anche il nero. Il nero appunto serve per dare il colore e la pasta serve per dare quell'aspetto granuloso e opaco che ha il ferro battuto, perché se diamo solo l'acrilico viene un aspetto un po' troppo liscio e brillante, mentre invece con la pasta diventa più opaco e granuloso. A questo punto vado a fare quelli che sono i davanzali e semplicemente con dei pezzettini di cartone li incollo lì su quelle specie di muretti, così. Poi, una volta che ho rinforzato un attimo in modo da essere sicuro, con della sabbia, sempre dello stucco, però può andare bene anche il gesso, e del Vinavil, vado a creare un impasto con un pochino d'acqua che ha la consistenza, diciamo, dello yogurt, giù di lì, un impasto per andare a fare l'intonaco. Quindi lo distribuisco o con un pennello o con la spatolina, a seconda dell'effetto che più ci piace, su tutte le pareti della nostra casetta. Io l'ho fatto solo fuori, dentro si potrebbe fare anche nelle pareti interne. Comunque vedete di dargli in una maniera un po' rustica, come preferite, ecco. Per fare invece il pavimento del terrazzino faccio un impasto un po' diverso. Al posto che la sabbia metto della segatura e gli metto anche una goccina di colore già scuro per ottenere un impasto un pochino più scuro. Se ne potrebbe mettere un altro po', oppure lo si colora poi una volta che si è asciugato, come ho fatto io in questo caso. A questo punto andiamo a creare l'effetto ruggine, quindi una volta che si è asciugato prendo dell'acrilico. Questo è un acrilico di un rosso marrone, diciamo un rosso mattone per intenderci, e a pennello molto asciutto lo vado a picchiettare, vedete, sulla nostra ringhiera in maniera non uniforme, un pochino a chiazze, e poi lo faccio anche con un acrilico più giallognolo, diciamo un terra di Siena penso si chiami, comunque quel color ocra che vedete lì, e lo vado a picchiettare. Poi invece sulla parte color legno vado con un bianco sporco, un bianco panna, sempre a pennello asciutto, per far risaltare quelle che sono le venature. Mi raccomando, pennello asciutto, non dovete fare delle chiazze. Vedete che sto ultimando, colorando qua il pavimento con una tinta marroncina un po' a chiazze, e poi vado con una tinta invece grigia a fare quelli che sono i 2 davanzali. Anche qui appunto le tinte datele in maniera non uniforme, e per ultimo andiamo a incollare quelli che sono i 2 piccoli davanzali sopra la ringhiera e lì per terra. Bene, come avete visto questo pezzo qui ne ho fatto più di uno, e qualcuno magari lo metto anche in vendita sul sito, se volete andare a vedere, se vi interessa lo trovate lì. Per il presepe ho pensato, e adesso vi do qualche anticipazione, che nel video non di domenica questa, dove vedremo la parte del sughero e del muschio e delle lucette, ma in quello della domenica dopo, vedremo come utilizzo qua il cestino per nascondere quella luce là, e come rendo un pochino effetto fuoco la luce lì per terra,
e una serie di accessori che ho pensato. Appunto, qua mi piacerebbe mettere tipo dei panni a stendere e altre idee creative che sicuramente mi verranno in mente. Ok, va bene, dai. Allora, noi ci vediamo domenica con il video del sughero e del muschio e delle lucette, oppure, come al solito, in un'altra idea creativa. Ciao!